Un regalo per i bimbi, ma anche per i loro genitori e gli operatori sanitari. È questa la nuova magia di cui si dota l'ospedale Cafoncello, unica pediatria a livello veneto e seconda a livello nazionale ad avere una saletta cinema al suo interno, anzi una sala dei colori, come è stata battezzata, uno spazio donato per volontà di Pietro Geremia, presidente e amministratore delegato di San Marco Group, e di sua moglie Anna Maria Chiarello, che hanno destinato i loro regali di nozze per costruire questa favola. Volevamo trasformare la gioia del nostro matrimonio in un dono concreto per la comunità e per soprattutto i bambini in questo caso dell'ospedale, e quindi è stato il regalo più bello fare questo spazio speciale dove i bambini si dimenticheranno di essere in ospedale e sogneranno ad occhi aperti guardando dei film. Questa iniziativa è proprio il frutto dell'amore di due ragazzi che decidono di aiutare a sollevare, attraverso la creazione di una sala cinematografica, l'umore, lo stato d'animo dei bambini all'interno di un ospedale, e credo che sia nella sua semplicità disarmante, come tutte le iniziative che nascono effettivamente dal bisogno di creare colore, luce. Un luogo di cura che diventa luogo di leggerezza, di creatività e di crescita. Questo aiuterà sempre di più affinché i bambini, quando entrano in ospedale, non soffrano e riescano ovviamente a capire che comunque sono in un ambiente umano e confortevole, perché avranno il giocare in corsia, avranno il cinema e avranno altre situazioni che faranno loro dimenticare il dolore e il fatto di essere in ospedale. Pensiamo di utilizzarlo e verrà utilizzato anche come formazione per noi il personale. Ad esempio adesso stiamo pensando a una proiezione di un film che riguarda una tematica impattante, difficile, di cui è difficile parlare anche per noi operatori, che è quello dell'autoaggressività, del suicidio, quindi un cortometraggio che sia poi lo spunto per noi operatori per riflettere, cercare di approfondire e di migliorare le nostre capacità di gestire situazioni cliniche difficili. Abbiamo parlato con l'ospedale sulla programmazione dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Ci sono dei bellissimi progetti e siamo sicuri che faranno un ottimo lavoro, questo non abbiamo dubbi. Ed è un cinema per la comunità, quindi accoglierà sicuramente tutti quanti.